L'entrata per quanto riguarda l'urbano e l'extraurbano saranno entrate diverse, l'obbligo delle mascherine e dei guanti perché usa il mezzo pubblico e poi la differenziazione che vedremo poi all'interno di ogni mezzo. Che la fase 2 non sia affatto un ritorno alla normalità lo si capirà semplicemente salendo su un mezzo della MOM, dove tutto è pronto per viaggiare nella massima sicurezza, come mostra il presidente della compagnia di marca. Come si può vedere abbiamo ovviamente dei dispenser di igienizzante alcolico, ne abbiamo 2 in questo mezzo, poi abbiamo anche l'indicazione dei posti che possono essere utilizzati e i posti che non possono essere utilizzati. La segnaletica sarà ben visibile e il distanziamento riguarderà sia i posti a sedere che quelli in piedi, una disposizione diversa che cambierà radicalmente la capienza dei mezzi fino a nuovi protocolli e decisioni. La riduzione della capienza di un mezzo come questo, che è un 12 metri, ha una riduzione di oltre il 60% della capacità totale. Attualmente si sta muovendo solo il 50% della flotta di MOM e un primo incremento è previsto per il 18 maggio. Dal 1 giugno scatterà invece il servizio estivo. Nell'era pre-Covid, per intendersi, MOM trasportava 86.000 passeggeri al giorno, ma i dati più impressionanti riguardano la perdita di fatturato 1 milione di euro al mese e questo con l'aumento delle spese per la sicurezza. L'impegno dell'azienda ovviamente economico è importante perché l'azienda proprio per tutti i dispositivi anche di sanificazione che diamo poi anche le dotazioni che diamo al personale viaggiante spende oltre 80.000 euro al mese. Insomma, per il TPL le prossime settimane sono un'incognita, ai viaggiatori va l'appello alla responsabilità fin dall'acquisto del biglietto. Il distanziamento sociale vuol dire anche acquistare il biglietto non a bordo, perché l'autista non potrà più vendere il biglietto a bordo, quindi i biglietti vanno acquistati a terra con i sistemi tradizionali o per via informatica.